Un'intera mattinata è durata la visita della delegazione del Comitato parlamentare di controllo su Schengen e di vigilanza sull'attività di Europol in materia di immigrazione, guidata dal presidente Eugenio Zoffili della Lega e di altri componenti nazionali e di due parlamentari agrigentini di 5 Stelle, onorevole Perconti e Rosalba Cimino. Gli incontri si sono svolti presso la prefettura di Agrigento, alla presenza del prefetto Maria Rita Cocciufa. La delegazione parlamentare ha incontrato rappresentanti istituzionali delle forze dell'ordine, della Capitaneria di Porto, competenti per l'accoglienza, la vigilanza e l'aspetto sanitario, e anche i sindaci di Agrigento, Firetto, Siculiana, Lauricella e Carmina di Porto Empedocle, che hanno evidenziato le problematiche legate all'emergenza migranti e alla relativa loro accoglienza. Le diverse visite previste dalla Commissione sono saltate per via del tempo limitato, dovendo poi recarsi presso l'isola di Lampedusa, altra tappa stabilita nel programma. Non è stata infatti visitata la struttura di accoglienza di Siculiana e quella del villaggio Mosè, mentre al termine si è preferito andare solo a Porto Empedocle a visitare esternamente la nave Moby Zazza agli onori della cronaca di ieri per via dei 28 casi positivi trovati tra gli immigrati che recentemente sono stati raccolti dalla motonave Sea Watch e trasportati sulla nave in rade a Porto Empedocle. Sull'incontro di ieri è intervenuta la parlamentare di 5 Stelle Cimino, affermando come mi ritengo soddisfatta del lavoro svolto in questi 2 giorni, essendo una deputata del territorio. Conosco bene questi luoghi e siamo intervenuti in Parlamento al fine di migliorare il sistema dell'accoglienza anche in virtù dell'emergenza sanitaria che si è creata. Adesso, conclude la Cimino, dobbiamo continuare a lavorare per una proficua gestione del fenomeno. Noi intanto continueremo a vigilare. E intanto, in merito alla vicenda degli immigrati, interviene stamani in una sua nota stampa il consigliere comunale empedocrino Giuseppe Todaro, che afferma: come ancora una volta siamo alla ribalta nazionale per fatti negativi. Chi subisce e subirà il danno di tutto questo clamore per la nave che ospita 28 immigrati colpiti da Covid-19? Sarà Porto Empedocle, per non parlare degli imprenditori, dei commercianti, delle attività commerciali che vedranno andare in fumo quella fievole speranza di poter rilanciare le proprie attività economiche e lavorare in questa già nefasta stagione estiva. Todaro chiede al sindaco che si faccia portavoce e faccia sentire il suo grido di allarme della comunità a chi di dovere che si impegnino con misure ad hoc per il nostro Paese. Al termine degli incontri istituzionali, un bilancio della giornata è stata tenuta dal Presidente della Commissione, onorevole Eugenio Zoffili. Io sono assolutamente preoccupato di questa situazione. Siamo arrivati con la bicamerale Schengen, Europol Immigrazione ieri, Pozzallo, Porto Empedocle. Stanotte saremo sulle imbarcazioni della Guardia di Finanza a Lampedusa e domani con il sindaco dell'isola, con i cittadini. Gli sbarchi sono aumentati anche gli episodi di criminalità in queste zone legate all'immigrazione clandestina. 28 positivi, notizia preoccupante. Il Parlamento attraverso la bicamerale è qui presente. Io chiedo un sopralluogo del Ministro dell'Interno Lamorgese e del Ministro della Salute Speranza, è assolutamente doveroso. Nella vostra relazione chiederete anche l'incremento della presenza delle forze dell'ordine? Assolutamente sì, ieri a Pozzallo e oggi qui in Prefettura di Agrigento abbiamo incontrato sindaci, abbiamo incontrato operatori, agenti delle forze dell'ordine, rappresentanze sindacali, il SAP. Sia ieri che oggi ci hanno chiesto a gran voce il potenziamento e l'incremento degli organici delle forze di polizia, delle forze dell'ordine, ma anche dei soldati e dei militari dell'operazione Strade Sicure dell'Esercito Italiano. Quindi al rientro, l'abbiamo già chiesto attraverso la stampa, attraverso gli organi di informazione locali e nazionali qui presenti, al rientro nella nostra relazione chiederemo al Ministro dell'Interno ma anche al Ministro della Difesa di incrementare la presenza delle forze dell'ordine qui sui territori siciliani.
Ecco, incontrando i sindaci in particolare, che idea si è fatto? Arrivano istanze di un allargamento dei limiti di bilancio, così come l'Europa ha fatto con l'Italia. C'è un comune, ad esempio Porto Empedocle, che ha pochissimi vigili. Come fa a controllare le spiagge, insomma a controllare il territorio locale? Ma i sindaci ci hanno rappresentato delle criticità, le abbiamo ascoltati e chiaramente inseriremo nella nostra relazione le loro istanze che porteremo all'attenzione del Parlamento e del Governo, anche nell'ambito delle interlocuzioni con l'Europa, che a nostro avviso deve essere un po' più presente nel confine esterno del Paese e dell'Europa stessa. Ecco, altre istanze in particolare, qualcuna? Ma istanze che riguardano anche i centri di accoglienza, appunto come dicevamo prima, un potenziamento delle forze dell'ordine, dato che ci sono delle condizioni di alcune municipalità che hanno pochi agenti della polizia locale. I sindaci assolutamente li ascoltiamo sempre e porteremo ai vari livelli quanto abbiamo ascoltato, stando tra le persone, tra gli operatori che sono sul campo.